Lu che fa da Deus e Maria regna de Sabaghe Santa e questa gente tutta canta salutare la gheria Buonasera, amada gente, saludare boscheria. Sacrifica
Nascissima hermosura che poi sono in si prodigra moria beni trasportata e gitta. Su canto in re è questa ricchezza manna del suo canto sardo e tutto si è preso meda de torrai grazie ai cantatori canto per questo topiu no ed è radio televisione sarda dunque torro grazie a Marco Manca de Usini grande cantatore è un cantatore de sa genia noa de Osilo che sti Matteo Dore. E torno grazie a un grande chitarrista che si conosce da tempo di ora mera, Bruno Maludrotto, de Azzanì Bruno Maludrotto, ma vive in Terranoa, e usa chi sono con Issusu, e usa contai
con vosatrus questo attopio, in questo bell'apposento dove ho fatto tutte queste cose che contano, si storie e tutto del suo canto sardo, e le registrazioni che si usano in Sandus, i microfoni antichi, amplificatori, i trumbas, tutto questo che si repia da può contare si storia di anni e anni del suo canto sardo, della fine del 800, come uso a tenni modo di si contare, grazie agli esperti, ospiti, studiosi, cantatori, che sanno contare si storia e tutto di questa ricchezza che abbiamo in Sardegna. In re, infatti, si zerria da Icci, storia de cantos e de cantadores a chitarra, e dunque eus attenni in maniera in questo dogi attobius che eus attenni, dogi come cantus a ci punti a intro dessa gara, e d'ogni gira eus attenni dus attobius, posi contai tutte queste cose, ma intrauso in sa puntata de oggi che eus organizzato grazie a sa regione sarda che ha donato un bel aiuto con su progetto Imprentas, grazie a sa produzione Sardegna, e noi siamo noi con in re a si contare questa bella storia e a entrare in maniera funguta in su canto a chitarra. Deus a fai con Salvatore Carboni, studioso, esperto, conoscitore manno di questa bella tradizione. Deus a fare con Nino Manca che ha cominciato a suonare questa chitarra quando via picciochetto di Adelus, ha cominciato di ora manna, e io sono non scetti chitarrista, ma conosci bene tutto questo mondo, ha da ricordo me da cose documentate a pizza su canto sardo, e poi andiamo a questionare con un altro amico manno, Daniele Giallara, i suoi tutto cantatori ma divulgatori, operatori culturali che si impegna mera a contare, a divulgare questa tradizione del suo canto. E ma voglio cominciare subito, poi questa trasmissione tiene di aderos un montone di cose da si contare. Noi scetti con gli esperti che sappiamo arremona un moi, ma pure con su aiuto umano dessa referenza scientifica con l'etnomusicologo Marco Luzzu, Paolo Bravi, s'aggiuto attento di Daniele Piso. Dunque c'è molta gente che traballa da posi contai in questa 12 puntate di storie e tutto del suo canto sardo. E cominciamo con Salvatore Carboni. Poi sapremmo cosa che mi bendi da conca, e visto che noi siamo questionando delle storie e tutto di questo canto, ma come te che è cominciato tutto questo? E su canto è come te che sei arrivato a portare su canto a Icci con il professionista in su val, con i bocai del suo mondo della società, e tu portai con i cantatori che punti di adesso più esperti e più bravi in su valco, e fai nascere questa che si riausò sa gara. Sì, sì. E lo stesso proprio come ti hai definito tu questo accenno. È un canto che nasce in una dimensione sociale che come ovviamente non esiste più, una società rurale, agropastorale. Quando si è cominciato a cantare in questa maniera non lo può narrare nessuno. È un canto naturale, in questa forma più antica, semplice e meda. È la risposta alla istintiva necessità di cantare, di si esprimere. Che tiene questo tipo di società come tutta la società. Se andiamo sul documento, la prima gara documentata, quindi esibizione pubblica di annotazione precisa, è su 1900 streghe, l'hanno fatta in Tiesi, ma è interessante scrivere chi l'ha fatta prima, chi l'ha fatta a Pustisi. Sicuramente, il suo primo anno del secolo 900 si comincia a cantare in pubblico puro. Poi la genesi del suo canto è esattamente come vi si introducendo voi, in senso che noi possiamo immaginare una specie di triangolo, tre lati, tre angoli. Una è la dimensione privata, amatoriale, domestica, e quella del tribaglio puro, è sempre una dimensione semi-privata. L'altra dimensione che ha da essere appustisi, ma ad essere importantissima per la formazione di questo canone estetico, è la Suzzilleri.
la bettola. E a su vertice besta esa gara, quando questo spettacolo attingente da esa dimensione privata, da esa università, da esa formazione di Suzzilleri, che è veramente un'università, in sos periodi più importanti, arriva da poi a esa sintesi di un'esibizione pubblica che potrà essere apprezzata da esa gente, che diventa un motivo, un appuntamento importantissimo di queste comunità. Tu hai andato a gara, Daniele Giallara, e chi ne si ascolta da este gente esperta, appassionata, ma devo ma voglio questionare pure a chi ne si sta accostando oggi a questo mondo del suo canto sardo. E sicuramente Tore Carbone a Nao, poi si sta arrivato a sta gara, ma è testa sta gara. C'è una competizione, si vince qualche cosa. E sicuramente non mi pare che sia da lì. Poi da seriesi ancora a gara e come si sviluppa poi. Il naschia come una gara de canto, in noi sono cantatori, si sfidaini, si pongono a pare, e chi cani uno desse mezzo desatteru, la giuria fu sa gente, l'applauso della gente, questa gara, saperà la gara è andata un vagizzetto abbaccandosi con su tempo, come este pruschiattero un spettacolo, in noi si cantano, sol varios cantos chi va in parte della gara a chitarra, certo bel sempre si sfida, come te si fu sfidando prima cantante, bel sempre, che uno che canta da pensa che sul mondo sia dissu, e ducas chilcada da essere più bravo desatteru, e questo lo narra sa gente. Nino Manca, tu da Punao sei suonatore di chitarra, ma Annessa Beridari, sei divulgatore tu e tutto, si programma in radio e più presto a posto da bocavo a pillo una bella registrazione antica e tutto canto. E in sa gara, quanto funti scanto su questa gara? Sicuramente noi ogni gira e uso a cercare di comprendere bello su ognuno di questi scanti. Contasi tu, come è formata questa gara? Canto su ci funti a entrare questa gara, bonai che è una gara completa e canto cantatore si tenete bisogno di fare una gara, 2, 3, 4, come è? Poi prevalentemente si fa che de 3 cantatori, chitarra e fisarmonica. In Celta Biddas ancora 3 cantatori a chitarra solo, che la fisarmonica narana chi con vacca saoghe e gai. E secondo su che pensa la certa persona, il certo appassionato. Ma Celta Biddas che magari non può avere problema, ma severano a vincere solo 2 cantatori a chitarra solo. O Celta Biddas 2 cantatori, chitarra e fisarmonica, ma magari in qualche intervallo li va che un ballo salto e la ricchini. Questa gara prevalentemente è sempre visitato la cosa principale su canto in re, poi si fa che nuaresa, mutos de amore, a volte sa mutos a disprezzo, canto de caddura, cadduresa, filoniana, che a volte la cantano il locutoreso puro, un canto tipico che non si fa che da volta a metà sappia che è antica, e poi si torna da un altro bello canto in re, che è sul momento proprio più bello secondo me, che la gente gusta da suo cantatore e che suo cantatore riesce a dare su mezzo su desalte cana issos. Poi sa corsicana, a volte abbinata fino con sa trallallera, e poi so cantico classico, so che sono impegnativo, so sia a cantenne fino a sonende, che si dà l'abilità del suo grande cantatore. Mi là, si bemolle, fa diesis e sa disiperata, che in Celta Biddas de caddura si fa che deve pensare in caddureso, che in Celta sono famosa di Luigi Rosso, di altro cantatore, Mannuni e altro. E poi si finisce sempre con un canto in re. Su canto in re a base della gara a chitarra e volta me da vincere con molto de saluto, con molto lungo. Però babidda sa oe che so e che tu canta sa 2 ore e mezzo a canto in re, sono più contento che bisogno. E dunque sei diadero su come tinanta a mera sul re de su canto, Sì. questo canto in re. E come tanna un Nino Manca, si intende tutto il canto che ci punti a intro e questa gara, sa proposta che è del spettacolo che si fa a pizza su palco, e noi su ogni gira e usandai a cercare, a regionare, a entrare a intro di ognuno di questi cantos e poi è usato in modo di entrare a pizza su canto in re. Ma prima di entrare in maniera funguta in su canto in re, devo ma voglio intendi ante a remonao sa chitarra,
deu via, sa regia da inquadrare, uno scanto chitarra che cadeneuso in noi, che si ha portato proprio Daniele Giallara, e che sono proprio dessa chitarra. La chitarra è questo strumento, il primo strumento che ha accompagnato su canto, e infatti tu seriamo su canto a chitarra, noi in Campidano seriamo su canto locutoresu, su canto de su Capaisusu, poi c'è Locutoro e Gallura e tutto, dunque appunto due regioni storiche di importo numera, poi la terra nostra. E cominciamo a questionare questa chitarra che si viene inquadrata, appunto gli strumenti musicali si ha fabbricanta in noi in Sardegna, fianta di importazioni, come si usa a ribauso a gusto modello di chitarra che si usa da mera oggi. Sì, Come si usa a ribauso, Tore? vado in un cammino del vaghere, sa immagini più antiche che teniamo su di questa chitarra, tra l'altro dobbiamo ammentare pure che qualche antico una reiata che prima di arrivare a questa chitarra si cantava da boccasonette, quindi tra Savine e Sottighento, sono Ghentos, è più facile tenere disponibile un organetto diatonico che non una chitarra. Certo, la chitarra, quando è arrivata, ha dato una possibilità armonica e di accompagnamento melodico del sao che l'ha giunta impresse a essere centrale, sarina del accompagnamento. Quanto attiene a questo tipo di strumento, la più antica avviene chitarra al minore. La chitarra esiste immanaiata mano a mano che è passato il tempo, soprattutto nel secondo dopoguerra. E attualmente è una chitarra riconoscibile che tiene un'iconografia sua, qui è importante pure questa questione simbolica dessa pattesa che tiene. Tecnicamente è una, in senso organologico, la potremmo definire una chitarra baritona, una chitarra che raramente fa da sutta dei 70 cm della longaria della corda che vibra. Ecco, questa è la dimensione attuale del Nino, su chitarrista Deppidi Zichiri, sa voce, da privato tutto questo bello traballo, le attenzioni, scegli di ogni cantatori, che ha la caratteristica cosa sua, e sta icci, no? Per ogni cantatori, su chitarrista tavalli, tu studia, da cerca di comprendere come ti canta, da quando tendi ha bisogno di craccare qualcosa di più su un score, come te, questa maniera di usare i posato principale essere affiattato se conosce so cantatore, se però quando non acciappa gente che magari basta suonato paga bosta, sa? Deve essere abilità di comprendere su chi chiede su cantatore in questo momento. Dipende da una serata satira, perché una serata magari chiede più una dinamica di suono più veloce, più ritmata, oppure più duche in certa serrata, sa? Dipende finza conoscendo, si basta appena un'oiata per comprendere questa cosa. Però su chitarrista sa bravura deve essere accompagnare su cantatore, questa cosa principale. Se uno si pone a fare mille introduzioni, mille cose, però poi si deve essere su cantatore e lui perde cantante. No, Daniele, ma tu sei cantatori, ma sei pure suonatori. Bravo pure. È bravo pure. E magari tu ti accompagni, e sa proprio cosa a cantare quando si accompagna da solo o è meglio se attendi su chitarrista che ti conosci bene e ti sigue, come è questa cosa? E ti cambia in interpretazione quando si accompagna da sola? Beh, su chi cambia è che si deve suonare, iscoggiai, e te può cantare, e sa stesse persone, tu casa non potti il bagliare, se il baglio, scaso spordica, se non pone fatta sa conca. Quando mi accompagna un chitarrista, deve essere bravo, mentre ha un nino, a comprendere i tegels in questo momento e poi non deve comprendere solo a mia, ma deve comprendere finza stato cantatore, tutti i cantatori. Quindi, tu casa su chitarrista, può a me, fai da cantatore, e su ruolo, una ramos in sta gara, è difficile. Deve pensare a isso. Deve pensare a sa spicchiata, deve pensare a suo cantatore, ma deve pensare ad ogni cantatore. Isso si deve pensare come te penso Deo, e non è facile. Deve pensare a sa fisarmonica pure.
E dunque può me su ruolo più difficile su chitarrista. Dunque, sapete questa chitarra, noi, grazie a suo professore Marco Luzzu, che ha scritto proprio le cose dell'organologia di questi strumenti musicali, e ha realizzato uno filmao e con sa voce di Bustiano Pilosu si conta da uno scanto cose a pizza questi strumenti musicali e poi tornauso impari noi a regionai. Sa chitarra, uno dei suoi strumenti musicali più diffusi in su mondo, è il della famiglia dei suoi scordofonos a manica. De guddos con sa scordas che corren parallelas a su brano armonico. Sa chitarra è lompida in Sardegna su tempo della dominazione spagnola e in sandare dei seculos è stata adattata a sa sonata della musica sarda. O in die si impidan due modellos principales. In su capo degli osso si impera una chitarra classica che tiene però sa scorda de metallo e sa cordatura sarda. Questa chitarra campidanesa si impera su bru dei portas a accompagnare canzoni o in gara de poesia improvvisata o s'avversare. In su capo de susu si impida d'intamis una chitarra sarda, un strumento brulmanno de sa chitarra classica e che tiene sa scorda de metallo. Questa chitarra che era accordata per il bassa meta della chitarra classica. Sa de batto scorda si intamel di essere accordata in re e sta accordata in la, o a volte in la bemolle o in la diesis. Si impreu per il fittiano di questa chitarra è scusso del accompagnamento del suo cantatores in su canto sardo de sa gara le dudoresa a chitarra. Sia quando si imprea a posonare sul ballo o quando accompagna su cantico, sa chitarra sarda può essere suonata a pinna, una lamella di plastica, o a pubbliches un sarpeggio. Sa chitarra manna lugdoresa si suona da sarizza, arrambendo la sancadresta e con su bè arrambata una cadrera. Torraus un pari noi e un intendio, scanto cosa sapizze sa chitarra. Mi piace in mera questo apposento, questo bello studio televisivo che io portavo tutte cose che si usaiano in tutto su noi cento, poi registrare e gara di canto a chitarra, poi imparare i giovani si ascoltanta e scanto a registrare, poi cominciare a entrare in questo mondo e durante tutta questa documentazione e noi abbiamo posto tutto questo che conta da si storia del suo canto, i discos, i bobinas, i scascittas, i strumbas, che teniano prime amplificazioni con questa strumbas. Ma io portavo microfoni antichi, come ti biesi, in ogni luogo, ci ne punti, ma pure cose moderne, microfoni de oggi, impianto di amplificazioni Bose de oggi. Poi fai bene i commenti, questo canto non è firmo in suo tempo passato, non è scetti pensando a oggi, ma in questo canto tenere ha bisogno di pensare a suo tempo benitori pure. E adesso, in Deus a questionare in tutta questa puntata, se dettara succedi in suo tempo benitori per questo canto. Ma tornando a su argomento principale di questa puntata di oggi, è un nao che in ogni attovio è usa questionare di un canto. E patteus proprio di suo canto in re. Sicuramente è un nao tutto, Nino manca, un nao che si canta da 3 volte in Sagara, che è sul re del canto. Se ti domando subito, Tore, poeta, tenere tecnicamente questo canto, come è formato e poeta pragidi di Ariete su 10 mera, poi da questo canto pone di fare bocai a pillu sa capacità dei cantatori, di bocai a fuori sa tecnica, dunque sa tutto questo modo floriu che tieni di fare con sa voce, allunghiare sa serrata, tenni sa voce sospegna, dunque contami tu di questo canto. Tiene delle motivazioni che sono barfidas in periodi diversi, però arrivano tutte su matessi risultato. Cioè, in Santigu, a certo tipo di canto sono bivini, quindi su canto spontaneo, chi ha fatto una scheda di dotto, è un canto giocato sopra paga al nottas, un intervallo che si conta de quintas in termini musicali, è un canto tanto se mi fai dare proprio questa versione arcaica, facile da accompagnare. Diversamente da suo spiegato bene Nino prima, questa versione arcaica è abbastanza facile da accompagnare. In suo senso che mancare su cantatore era da mera
melodico, su chitarrista raramente andai da oltre una maggiore di accordo. Quindi sostanzialmente, come vi fatto, la tonalità di chi si è cantante, l'intervallo di quinta che risolve d'incusso e la posizione del do, che serviva per compensare sia la quarta sia l'ottava, andava bene per tutti. Quindi con 3 accordi sostanzialmente, in questo periodo arcaico si poteva compensare facilmente tutto. E l'aspettativa del cantatore è più bassa, spuro, potrebbe essere un cantatore moderno. O invece Sure ha conquistato, già dall'intervallo tra la guerra e poi sul secondo dopoguerra, e poi tutto ciò che è arrivato, l'evoluzione estetica che è arrivata in questi ultimi anni su noi e a OE, si è conquistato una posizione centrale, tecnicamente, con questa caratteristica, babboga il meta, tipo di oghe numerose, chi tiene una ascendenza, l'avvocato un cantatore famoso, un'altra è stata modificata da un cantatore, eccetera. Però, siccome questo canto in re attuale, raffinato, è una specie di lego musicale, cioè una cosa che si monta, che si assembla. Quindi la bravura del suo cantatore è a ponere in parisi, seguire, a fianco, modulo musicale se varioso, meda. Si due denese meda mattoncino so lego de combinare, poter fare un canto più variato e cosa fascinazione, che devo tornare più cose del suo evidenza in suo coro, del cantatore. Pensando di un di vogaisi, Daniele, questa cosa che dopo vogai a pillo in dogna canto, come è questa costruzione, questa fabbrica di questo canto, prima di arrivare a cantare? Ita pensai su testo, de voci antiche, de tecnica nuova, come si forma da questa cantata di ognuno dei altri? Beh, potremmo dividere una ore con sa pesata e sa calata. Poi, siccome è un autore in mezzo, devo portare su chi gelzo. Salboghese nascene quando un cantatore pone di mezzo e spariglia in italiano, questo lego che ha autore. Pone di mezzo su chi li pare de piaghe. Salboghese nascene ascoltando sol bezzos, ascoltando os altros cantatores. A volte fai dopo a me, ma penso di fai dare per tutto. Salboghese plus originales, chi deu isco, la sappi intesa da gente o chi noi schia a cantare, o se no chi schia a cantare, ma in questo momento, pogale si sia motivo, il bintrao in crisi. L'el mancau su salenu e ducas ha depido fare un'altra cosa in mezzo. E così nasce Salboghese. Bada momentos in cui può nascere una ore che si sia, in quale si sia il momento. Questo scettivo su canto in re o poi usato scanto spuro? Podotto so canto, però in su canto in re sa libertà di esprul manna, che esprul vario su canto. E libertà de pur sonende, non manca in su canto in re. Ma il suonatore è vincolato a suo accompagnamento, deve stare attento a suo cantatore. Se poi tra un cantatore satiro, un intermezzo, una picchiata, come si narra, ma sempre che sia sintetica, che non disturbi il suo cantatore. In antichità vai a pensare al cantatore se che se ne vedono quasi dai sacadrea cantenne non ti danno tempo di fare nulla, o no. Però pensate a un discorso che era fatto preciso, il suo cantatore canta, ti dà appena dei pazzi per fare un'introduzione, un fioretto, una picchiata, quante senare di sallo, ma una cosa sintetica. E poi è bello il suo canto in rega, il suo cantatore cantende, è come una rima poetica che sono cantende un tema. Se un cantatore fa una bella oga melodiosa, satiro distinto deve fare la preparazione di rispondere con un tipo di cantone, non che va che non accutto che in questa oga di prima non bisogna nulla, e tutto deve essere collegato tra boghe e canto, può essere una bella gara. Tore, ma de tecnica de suonare la chitarra, noi conosciamo questo accompagnamento con la pinna, su plettro e accompagnamento a dito, su arpeggio.
itta cambia da su cantatori, itta cambia da podorrai a sa gente su canto, sa differenzia de una e dell'altra, e quando ti cominciavo a suonare con su plettro, quando a dito. Cambia a meta, in se estetica musicale cambia a meta. Come evoluzione storica, su canto il nascito a accompagnamento arpeggiato. Pensa chi ha inventato, si può narrare su modo moderno di utilizzare la pennina, Nicolino Capizza è nascito come suonatore arpeggio. Poi attento a questa genialità obbligata pure di passare a sa pennina. Sa estetica che si sono creata, si sono differenziate al meta. Su canto arpeggio tiene un passo che non può essere diverso da questo della pennina. La pennina è un canto più ritmato, preciso, quasi eteroguidato, un canto che richiede di una perfezione tecnica esecutiva del livello superiore. Non può fare gerarchia, quindi si può cantare meravigliosamente arpeggio e appennina e si può cantare male arpeggio e appennina. Questo dipende dal cantatore. Però l'estetica musicale che in essi è profondamente diversa. Io sono convinto in tanti anni che discuto che passato un qualche minuto, poi potremmo fare dare dei diesi pure, di acclimatazione, sul modo di essere accompagnato con un cantatore che può tenere preferenze a uno più satiro, però se è cantatore canta da bene con tutto il suo stile, non mi dà gerarchia, ripeto. Però sa che su corpo lo cambia. Quindi è proprio una questione di passo, dei commenti di intendere su canto. Su canto il re, già che siamo parlando di canto il re, accompagnato da arpeggio, Dio l'ha sempre definito una specie di danza maestosa. E scommente a ballare con una sobrietà ma più manna. Su canto in re a pennina è il bellissimo, tiene un ritmo, un modo di chiamare saoghe che è fascinoso al massimo e tutto. Però attende su coraggio di ammettere che sono due distinte estetiche, sono due canti proprio diversi. Bello proprio che sono diversi. E usate in modo di ragionare in meda, in tutte queste puntate, questa tecnica di utilizzare di usare la chitarra. E in voi, proprio poi entrare intro su canto in re, e usare una scheda filmata che si è preparato sul professore Marco Luzzu, in pari a Paolo Bravi, con l'aggiunto di Daniele Pisu. In noi c'è sa voce di Marco Manca, che uso a registrare la chitarra, mi pare che ha suonata proprio tu, Vittore, Carboni, e in questa sonata noi sapere i commenti su sono, commenti sa voce, commenti su testo e tutto dessa poesia, anda posto. Ma prima da Bieso e poi mancai da regionale su dopo. Bieso questa scheda a pizza su canto in re. Su canto in re è il suo canto principale de su canto a chitarra e pro gusto è il suo re de sos cantos. Dada a sos cantadores una libertà de manna. Difattisi, partendo da una oga facile, poden aggiungere a sa melodia cammino differentes e sempre più difficiles. Su canto lea da su nomene da s'accoldu chi sa chitarra faghe da finitia de 11 oghe, re. Su canto in re abberi sempre sa gara de su canto a chitarra. Un altro canto in re si vaga in sa seconda parte de sa gara, pustisi de sa Vilognana. Volta al meda è cantato pustil de sa disisperata, quando sa gara è sta andando a finire. Donzi cantatore fa che due alboghes, due caminos in ue, sa melodia finiti con s'accoldo de su re. In cale si è boghe, si cantano due versos de 8 sillabas. Tu eghi schisi d'ogni via dilettare undine gara. Su cantatore può pesare su primo verso, si frimmada e canta su secondo, o si no può fare saoghe tutto parisi.
E tu e chi schildo ogni via diletta rondine cara. In salboche sprul difficiles, su secondo verso si ripitidi. E tu e chi schildo ogni via diletta rondine cara. Diletta rondine cara. Prima de un zioghe, beste sa picchiata de sa chitarra, un passaggio chi selbiti può dare sa ghia o può fare passare su cantatore. Su cantu si può accompagnare in due maneras. In su primo, su chitarrista suona diversos accordos con una regola armonica che lo spone parisi. In su secondo, pone fatto a saoghe torrande a fare sa melodia in sa quarta colda. Pustil de onze picchiata, in s'accordo de su re, su chitarrista dà su ritmo chi è s'invito a su canto. Beh, mi pare di questo filmato di importo mannumera, devo tornare grazie a Daniele Giallara, che ha leggiu tutte queste cose che Marco Luzzo ha scritto, che ha tradotto in sardo e da legge 78 e usuntendio a voci di Marco Manca, ma ho cominciato con una documentazione che ho fatto proprio Cannu in Santo Lussurgio, proprio in una manifestazione bella di Adero, su cui è stata organizzata lui con la fondazione Innos, a 11 e tornavo a Santiga, non ci viene neanche in stromba, ma fieda proprio a voci e scetti, senza amplificazioni. E dunque ho visto Pino Masala, che ha cominciato questo canto in re, poi da seguiu Marco Manca. E a proposito di questo canto, in tanti devo voglio entrare, pago in poter questionare dessa dennica de su canto, dessa accompagnamento dessa chitarra, ma mi da prace intende pago a pizzo de itta si cantada. Poi come si canta da un no, ma itta si canta. E poi mi da prace, siccome ho registrato pure con Clara Farina, che usa Biri Frappago, e usa comprendi bello tutto su desto, sa poesia. E te importo deni sa poesia su desto, con questo cantos. La prima cosa che si spiega normalmente quando uno da evora, che noi schinuda, si accosta al suo canto saldo, la prima domanda che ti fa, che magari sia gente che tiene preparazione e competenza musicale spuro, la prima cosa che ti domandano in genere è: ma è più importante la musica o è più importante quindi la melodia o è più importante il senso di quello che stai cantando?
Normalmente la risposta de grammatica è più importante la melodia, è un canto. Questo però non quiere narrare che su questo che il cantatore canta non ottiene importanza sua. Poi motivo il meda. Intanto su questo potete essere più o manco profondo, inteso, partecipato. Magari su cantatore pure potete aumentare cose sue personali e importanti. Poi la poesia tiene una musicalità sua. Qualcuno ha detto che la poesia è, a differenza della letteratura che è fatta di paraulas, la poesia è fatta di paraulas e di silenzio. È a terra per aulas e a terra silenzio. In questa alternanza silenzio per aula si infila da s'aspettativa che beste fosse emozione. L'emozione è in cui. Ecco come la poesia che era cantata. La poesia è fatta di una grammatica che chiama emozione. E ovviamente se sul verso è meta musicale, quindi poi sillabazione, vocale, come sono fatte queste parole che si usano, anche pure in verso che pare pago pregnante, invece poi, ascoltato bene, la poesia salda, per fortuna ha dato cose belle. In suo canto in re, il tipo di verso ottonarios. Sul verso bisogna pizzicador su un'area Carducci dessa poesia italiana, però può cantare è una meraviglia. Daniele, il Tasada giurava a comprendere questa scheda che hai fatto con Marco Luzzu che a tu allegio, con questo spettro che ha fatto bene, commenti alzi da sa voce, commenti cala da pezza da canto, sa chitarra, sa accompagnamento, e il Tasada aiuta a comprendere questa maniera di ascoltare questa scheda che si ha fatto Marco Luzzu. Inmentricamos la parte principale di su canto che è l'emozione e si studia da in ue sa oghe andata e in ue sa chitarra pone fatto a sa oghe. Come tapponavo prima, si immentrica l'emozione, però si studia da sa oghe, si studia su modo de zu che sa oghe, si studiano sos passaggios. E questo può essere importante pochi si sta avvicinando a su canta chitarra, che poi si forse per fare dare un altro argomento di qualche altra puntata, però prima su canto si impara in domo, babbo a fizzo, o se no si impara in bottega, come non si impara più il gasi. O ascoltando registrazioni. Ascoltando registrazioni, e infatti come si impara da ascoltando registrazioni. E Ducas può essere importante questa cosa che abbiamo fatto, questi studi. E poi sì, come prima Nino annau vado un vilu che un cantatore non è fatto a satiro, sa poesia che si canta da azzua da questo vilu, azzua da su senso della poesia, azzua su canto, è una cosa collegata. Poi sì, in Sardegna per me la poesia è soprattutto, come Bruce Pago, prima fu di poesia cantata, fu di naschia, può essere cantata, non fu di solo poesia. Cantone, dunque, sì, certo, si narra cantone. Certo. Scusa, ma su canto, in iscantus, mera volta non si canta tutta sa poesia, tutta sa cantone. Difatti, se no, ho fatto una cosa che mi pare bella mera, grazie a Saggiuto che ha donato Clara Farina. Clara che è attore, poetessa, è scrittora, è sempre tutta sa vita impegnata a pizza lingua sarda, sa poesia, il concorso di poesia, e se uso andato in Tattari e uso registrato uno scanto testo su poesia dei scantoni che uso intendo e che usa intendi dopo. Dunque in questo canto in re su testo che usa intendi tutto completo è una poesia di Giuseppe Raga, un poeta di Bunnannaro, nasce nel 1873, morto nel 1957, e il suo titolo è Sarundine Passizzera. C'è una cosa che mi piace in me, che su conta da
a figli de mia. Dunque mi pare che arribaus addirittura in sa mitologia greca. Esatto. No? Dunque, Sì. questa storia dei figli di sa villa de Sitone, sul re de Sadraccia, e come ti si arriva a scrivere in sardo e di bogai a forza questo personaggio? È una cosa comune, tu domanda a tutti i stress, poi scrivi, poi arrivai a torrai forse sì, e mancai una maniera più colta di scrivere poesia, non scenaremi due altro. Si botto incominciò Deus su lo spitticco, gas impara sol bezzo. Sos primos che hanno iscritto e che voi sos cantadores han cantau, han posto in musica sol verso, sono poetas de sus ettigentos, de sottigentos, e funi tutto gente studiata, Don Bagno Pesi in Gallura, Petru Michele Andria in Gaddura sempre, Antoni Stevene de Muro, all'Accana tra Gaddura a Berchidda, Paulicco Mossa, che è su Dante Sardo, de Onolva, funi tutto gente studiata. Dopo de gusto, sos poetas che si sono avvicinati dopo, funi persone normali, come Giuseppe Raga, chi però leggia a meda. Leggia e difatti si schia da de figli de Acamante, chi fu palti in guerra e chi figli la dispettata de Gannos, e poi s'el molta appiccande a un albure, e sa de Atena, da tentudolo de villide, e l'ha fatta diventare un albure de mendula. Chi è bistata abbada e chi è screschia quest'albure mendula, da sa lagrima sa chi de su marito, chi poi dopo de anni si storrau a domo. Beh, tanto intendevo su questa registrazione che ho fatto con Clara Farina, poi tornavo a ragionare in noi. Tu e ghischil d'ogni via, diletta rondine gara, firma suolo e minara sa sbidu a figli de mia. Pro sa primavera bella sesi assunido dorrada, ma de villi de istimada no malbattido novella. Ave, che canto un'istella, volende in alto gaminasa, in forestasa e marinasa, al bidu a figli de mia. In cud arrivasa menasa, de gudo lontano lidoso, ue lizzos fioridoso in ghirlandanas arrenasa, ue ninfasa e sirenasa, ista non pare giogende, no al bidu assende, si bivi figli de mia. Se spassata in Palestina, in su Libano, in si Spagna, in s'africana campagna, in sa Turchia, in sa Cina, in si sulla Canarina, in Portogallo, in Giappone, e no a scognizione in ues figli de mia. Ave, bella viaggiante, canto di dia istimare si poteras arrivare a ues figli de amante. Sissano este a levante, la zagatare a ponente, ma in calchi continente si incontra figli de mia. Bola si potesi ancora al logo disabitadoso, ue nessun penetrado sul raio de s'aurora, e fidele ambasciadora de sa notizia schibramo, si astue de sagamo, che scuta figli de mia. Finis cun'ala lezzera, tenta s'ultima fortuna, già chi potese a sa luna pigare a bolo in saera, chente una primavera potta al denido godire, poi chi del require insino a figli de mia. Beh, è cosa bella, no? Tore, è una bella opportunità di questa, di conosci. Un uomo che esiste praticamente arcadizzato a pustisi, quindi non fidi studiato, come è andato giustamente, però tenia su dono. E quando uno tiene su dono poi, ed assorbiti, e impara, si è arcadizzato in suo senso più bello, adesso verso elegante, e con tutto il riferimento estetico dell'Arcadia, e in avvocato questa cosa che è bella, mancare non essere da formazione letterariamente elevata. E come tornavo con Clara Farina, e ho intendo tutto, su sa lirica, sa poesia de Giuseppe Raga, però in moi vi ho commenti questa poesia diventa cantone. Diventa canto in re, su tema della puntata de oggi.
E una cosa che mi ha raccontato me da Marco Luzzu esti, e siccome io ho registrato con Marco Manca a solo, via da solo, dunque se non a Pozio vai questo traballo bello che c'è in moi in su canto in re, plus presto quando esti in su secondo canto in re, a metà mi pare, che si narra sul re do a Bogheleada, contemi due posato su Nino, come è che funziona da questa cosa? Volta a me da senara gira che facciamo su do tra cantatori, su do de su canto in re in San Varese pure. Però volta bella tipo de do in su canto in re che potete essere su più semplice o più su do antico, su do fatto in un'altra maniera. Vai ad un grande cantatore Francisco Guido Bulzi che lo sa quasi inventato, io sono modificato, e quindi pinza in cui cantando a re devi stare attento a questo cambio di modulo che poteva passare da uno a satiro, da un momento a satiro, satiro cantatore, e finza su chitarrista, se non sei pronto ti cogli a fuori. Ah, dunque Daniele, questa parte è di avere su una parte difficile da cantare, no? Prima sì. Prima fu di prusu, fu di una sfida e fu prusu improvvisato. È una oche che si segata intanto lo spicculoso e poi si pone in pari so spicculoso. Come commentando a un nino in su canto in re, va tre il modo de fare questa oche furata. Uno che si va in su primo re, de su più facile, in su secondo si va su più difficile, sino su do antico. Però sono so che legata ormai è quasi Prima precisa. No, prima si poteva brincare a porta da una sala e te lo pagavano a porta. Ma dunque Quindi più creativa. Sì, se un cantatore ma preferire questa moderna, no? Sì, certo, è più facile. Più facile. Non si sbaglia. Non si sbaglia. Però in questo canto in re a Bogheleade si chiri un modulo, no? Non è che uno pica Certo, come si faceva danzando, c'è una regola e tutto. Certo, Come è questa è regola? una oche in mezzo di questa oche vi può espone tanto spicculoso, però in sa regola, non è chi deve vestire da questa regola, sino sa oche furata non tiene più senso, che non è più una oche, è un'altra cosa. È un'altra cosa. Iniziamo a domandare su Povregeri a Matteo Dore, a Marco Manca, a Bruno Maludrottu, in pari se si vuole cantare questo canto in re con sud-est de Sarundine Passinzera, dunque Sadè Giuseppe Raga e intendi pure questa Bogheleada. A vosotros. Prima solo è minara, sabido a finire mia. Prima solo è minara, ai sapida finire mia.
Stavo dicendo, sta cosa bella, sta cosa bella. Se sì, vago, Tore, questa via da... Via pensando questo. Eh, Vi dico che era una puntata solo per commentare le indicazioni, le suggestioni, le considerazioni che si possono fare in questo poco minuto che hanno cantato. Quindi, intanto questa è la risposta a una delle domande che ha posto prima due, ma quando cambiano, quindi si va che su do, di qualsiasi tipo di susiata, antico, moderno, chi va con appoggio in mi come ti ha fatto gusto, dai basso, oppure se dopo altinde dai sopra, dai su alto, o dai sol, chi partiva me dal borta, sanno so, 50-60. Dai te sono guidato, come ti svaga da non sbagliare, intanto cambiano in scala, quindi bisogna narrare, in senso proprio musicale, che è una modulazione. Quando uno modula in musica, che chi cambia sa tonalità. Se cambia sa tonalità, cambia si scala. Cioè, le note che puoi utilizzare sono cussas e non atteras. Quindi prima facendo una scala di re, mancare in misolidi a particolare, le potremmo far dare un'altra volta, si chiede. Come facendo una scala di do. E poi la torna a cambiare pure. Quindi in questo affresco che hanno fatto, vada una pagina di modulazioni importanti in cui tu ti poni a studiare e poi del dire quale scala hanno utilizzato, nota per nota. Prima cosa. L'altra cosa importante è che questa non è stata mai studiata quanto lo merita, speriamo che magari l'Accademia si possa sviluppare. Vada regola non espressa che atti in suo cantatore a posto il desaoghe del suo companzo di un tipo, andava a fare un'altra, de cale di la ghirda, in base a cale sensazioni e devo so, le sue opinioni che la regola si avvisiano, elastica, scanto si chiede, certo. Però è una cosa che si dia a poter studiare, non è mai stata fatta. non mandavo a Marco Luzzu, pensando di cominciare a fare. Marco, c'è stato un microfono in unisi, Marco manca. Tu sei cantatore già di ora. Cantano ste, a una femmina non si domanda, ma un uomo ne è, cantano ste, tu? Io ho 44 anni. 44. E ha cominciato quando a cantare? Ho cominciato verso su 3 anni, dai, 2-3, ma ho cominciato suonando la chitarra. Precisamente non numero suonaia da Samo d'Antica, podcast. Quindi mi si intattari su che da prosa bettola, sicura su zilleri e cantaia e suonaia. Fui bravo cantane, però principalmente suonaia la chitarra. Poi da anno piano piano mi sono avvicinato e ho poi cominciato su primo approccio una ramogai con la chitarra. Ho cominciato come chitarrista, forse Daniele un pago ha proseguito quasi come te a Issu, che è un bravo chitarrista, quindi ho cominciato suonando e poi mi sono avvisato che suonare forse è più difficoltoso di fare su cantatore. Intanto su chitarrista deve dedicare i guettotto su zero a scegliere batto il cantatore. Su cantatore canta su e si zizi, però a parte così involontariamente suonando la chitarra mi sono allenato con Saoche e tanto so collega, amico, so Nino, Bruno e altri, mi narrano, ma pure non canta. E tanto piano piano ho cominciato a frequentare e a cantare pure te, sempre suonando però. Poi, Gai, pro gioco, mi piace tu e ho fatto la prima gara, la prima competizione su Signolo, la più importante. E tanto ho cominciato, Gai, a mi introdurre sul mondo del suo cantare chitarra. Bene, e invece si può Matteo, tu allievo di che sei? Tu con chi hai cominciato a cantare? Perché poi lui ha fatto conservatorio de Tattari, conservatorio Canepa, mi pare, se poi insenti De Carolis, dunque si offendi pure canto lirico, ma posso canto sardo, con chi hai cominciato, che ti dà da giurare, che ti dà di imparare a suonare, a cantare? Tanto io mi sono appassionato su canto sardo che in dopo ho avuto nanna mia che fu malata di Alzheimer. E mamma le fa che di ascoltare per la fa restare tranquilla su scanto saldo, su calibia che è una meta. Poi crescendo a poco conosciuto in bide e tutto a Antoni Maronzo e Gavino Loria, che mi hanno imparato quest'alte e su canto che mi sono appassionato piano piano dai minoreddu e piano piano siamo andati avanti.
E questa passione che tieni sicuro posso canto lirico, come ti fai a porre in pari due cose? Tanto questa passione nasce da... nasce soltanto da un pare, che sempre per un stesso motivo, che mamma le fa ascoltare a nonna mia, le fa ascoltare sia la cantone di Claudio Villa, queste cose, e poi sono cantatore della chitarra e piano piano mi sono appassionato, poi in domo io e mio sono un appassionato di musica classica e di lirica e mi sono appassionato. Ed io invece tengo... Sono due modi diversi di cantare, però mi avviso che qualche volta capita su teatro di fare ascoltare magari qualche in re che magari mi dimandano, che lì ho fatto canto a chitarra e che non mi dimandano, la gente so il mastro, so il direttore, cioè che bisogna restano sempre spantati di questo tipo di canto. Questo è un modo particolare che abbiamo solo noi, ed è una bellissima cosa. E lui è proprio per esempio. È una ricchezza manna questa è di aderu se stai. Bruno Maludrotto, ma lui de Azzanì, questa bidicetta in cui si ingadura, come ti sei entrato in questo mondo del suo canto a chitarra, sonenni a chitarretto? Contami, perché tu sei già, 45 anni su chi sono, una vita. 46 anni. 46, sì. Poi ti hanno donato in tempi Pausania, mi pare, un premio per la vostra carriera di più di 40 anni. 2019. Sì. 2019. Contami come è sta arrivato questa cosa tua, sarti cosa tua, in questa chitarra di questo luogo te, di questa bidicetta, che via da frazioni de cali a Trabida, a Zanì. Fino allo 78 era a Tempio, Pausania. E lo 79 poi è stato fatto il comune autonomo, lui riporto a San Paolo. Come è nata? È nata grazie alla famiglia mia. Babbo suonava alla fisarmonica negli anni 50 e ha studiato un poco di musica da un mastro d'Olbia, tra l'altro un mastro cieco, un certo zio Eugenio, che insegnava ai giovani ed era uno sfollato, tanto hanno bombardato a Olbia gli americani, quindi si scadiano di sfollare appunto dalla città, perché la città era appunto bombardata. E quest'uomo l'accompagnava in macchina a insegnare musica ai giovani. E uno di questi era Babbo era dell'26, quindi ha sfiorato la guerra, ha fatto lo militare nel 47-48, ha cominciato a suonare la fisarmonica e tutti in famiglia suonano la fisarmonica, pure le femmine. Perché tanto non è che potresti dire questo strumento non mi piace o l'altro sì e l'altro no. Chissà vera e chissà sì. Però attenzione, chi sta enti ha grande passione dello cantachitarra, sia dalla parte di Limaludrotto e dalla parte di Limeloni, cioè la parte di mamma, tutti appassionati di canto a chitarra. Iddi però, la parte della famiglia di Babbo, hanno fatto tutti musica leggera, che ha suonato lo sax, lo pianoforte, le tastieri, eccetera, due batteristi in famiglia, quindi Babbo poi ha fatto un complesso, ha aperto un locale, la famosa Grotta Azzurra degli anni 61-62, tanto non ce n'è di locali. Però Babbo ha cominciato a suonare il Livamili, tanto locale non ce n'è. Quindi piano piano poi ha fatto complesso, eccetera. Però tra questa storia e l'altra tradizionale, noi le serenate, le riunioni conviviali, era solo e esclusivamente cantachitarra, attenzione, bisogna chiarirla. Quindi Babbo, Mezzi, tutti cantagliani. Questo che Natà usò su canto nei contesti, e non in su palco, dunque su canto che si impara si bivia, impari in sa comunità. Una cosa ti domando, Bruno, è una questione della tecnica di suonare la chitarra a dido, dunque arpeggio, a plettro e tutto canto. Una cosa che ti ha piaciuto aggiungere a tu, da musicista manno come sei tu, di questa cosa che non ha un oso, etta ti vengo a conca a tu e etta ti puoi aggiungere, si fai comprendere meglio su di questa tecnica che si usa da suonare la chitarra. Dunque, io ti devo dire una cosa, cioè io so di la scuola di Luplettro, però ho bello rispetto per tutto questo che è la situazione musicale, quindi chitarristica, diciamo così. E devo dire, questo è sincero, che a volte vico che va una specie di barriera, soprattutto dell'appassionati, dell'arpeggio, verso chi invece suonano con lo plettro, invece io no. Io sono quello contrario, io quando sono con le amiche e con i colleghi, che c'è Daniele, Nino, eccetera, mi piace a cantare, ma
non canto in palco, canto per dirti, perché io lo canto, l'ho imparato insieme alla chitarra e a io 6 o 7 anni, no? Quindi succede che tu, innamorato di Lucanto, non fai differenza dell'arpeggio, no? E dello plettro. Quindi, dico di puro che l'ho aggiunta chissà cosa che stai dicendo tu. Il senso che l'arpeggio, per certe cose che io faccio nell'introduzione classiche, mi ha ispirato. Quindi, cioè, non dico per chi vi deve essere chi sta, chi sono arpeggio, lo modo antico era chi si deve rispettare tutto. Perché la bellezza non fa parte di nessuna cosa strana. La bellezza è chi sa chi intende e chi sente. Non va nulla di fare. Quindi sia l'arpeggio. Quindi poi naturalmente ti poni ancora a combinare perché questa cosa entra poi nei sentimenti, no? Vi sei chissà di che magari non sei ispirato e fai alto. Chissà di che ti posi lo divano, pidi la chitarra e te esce un passaggio nuovo. Mi stai comprendendo? Quindi chi si sono aggiunti che ti poni spontaneamente. Bene. Tornoso a Gustavatti. In moi, una delle cose che gusta più de re, che voglio di contai storie de cantos e de cantadores a chitarra, d'ogni gira e uso a tobiai che alcuni cantatori del suo tempo passato, ma de oggi è tutto muro. Poi per noi e uso intendi a Franceschino de Muro. E prima di intendi Francesco, ma voglio domandare a vosato su qualcosa di suboita Francesco de Muro, dusceu tutto, sa lassau sul mondo del suo canto sardo, dogna tanti ci torna, non si dice poi scappiai una volta che entra in questo mondo. Però Francesco de Muro in questa intervista che ho fatto, che possa aprire porta, esso ha lasciato un'intervista in Porto Torreso. E sa da contare uno scanto cosa, di come ha cominciato, come è carriera, di quando fu mini cantatore, grazie a Giovanni Perria, che ha fondato questo gruppo di Viciocheddus. Si conta dei commenti su pubblico, in santo, su quanto si canta ieri, da mancai hanno su a oi, tornata ai scantatori, sa partecipazione, applauso e tutto canto. Uno a ricordo di Bruno Merella, Sadonau, e poi su e tutto, come ti viene di Bruno, come ti hanno usato, questione da questa differenza, chi preferi rissu del suo canto accompagnato della chitarra o della fisarmonica e tutto canto. Prima di ascoltare una cosa tua, Tore, a pizzo di Francesco de Muro. Ma Francesco, a parte che tiene un dono naturale che non chiede manco commentato, quindi una che come Franceschino nella scheda non si annos e annos, questo bisogna riconoscere. Poi attento sul coraggio di fare, di rischiare. Quando vi si fa dando prima mi sono aumentato di una scena famosa simile a questa casa simulato 2 del maestro Mutti quando l'ha incontrato una volta, chiamato suo allievo il suo, il musicista, l'hanno ascoltate cosa c'ha da dire, come canta questo ragazzo. È una cosa dirompente. Poi chiede una formazione musicale canonica e Matteo non lo può confermare del conservatorio. Si impatta con il suo canto popolare, a volte sa essere destrutturante. No, ma come te fa che in questo sanno? Come te canta? Canta il tonale, canta il modale, non modula, non modula. Interessante pure ne fai dare chi chiede questa formazione. Tu, Nino, che ti hai accompagnato un montone di volte a Francesco, tenere una tecnica particolare di canto, con isso devi organizzare canto cosa? modo, questo che è la nascita di essere eterna, secondo me. Una volta un dottore, chiamato me da chi si di Parizzo, sono cantatore, si è capitato un repasso mio e ne ha mulleato argomento e mi ha nato di Francesco de Muro. Me l'ha nato in italiano, ma non con una risalto. Questo pisello di Portodurre mi piace, è una cosa meravigliosa. Ha una voce fantastica, s'accolta vocale sono di bronzo, s'accolta sono eternas. Poi ha conservato sempre, ora che sto, questa passione, questo amore per il canto salto, cantante che ha fatto vincere a gara soccando con noi in Sardegna, questa semplicità, questa grandezza delle persone, che l'amore per il canto saldo è per l'ambiente del suo canto saldo, quando è solo a cantare, e si fare bene dai suoi colleghi a casa cantato e in modo particolare si fare bene finché dai tutta la gente che non lo segue sempre.
Daniele, da Giuda, sa figura di un cantatore aici che diventa tenore famato in tutto il mondo e in tutto il mondo che stiona del suo canto sardo. Questo è un aggiuto sul mondo del suo canto sardo? Beh, certo, questo è un azzudo che fa sul problema del suo canta chitarra è che su canta chitarra non è sconosciuto fuori dall'ambiente del suo canta chitarra, a chitarra. E Ducas con isso si avvicinano persone che mai hanno pensato a su canta chitarra. Devo tipo tornare, lo che siamo andati a cantare a Oliena e isso è il bistavo premiato e ha cantato tutto su serio con noi. Io gente gasi non dappo mai, io bia da 2.000 persone. Questa 2.000 persone, può a me, non bivu un'andata. È orosesa, ma te si Dunque, cosa. a Giuda. Certo che a Giuda. E poi è sempre si stimolo, che torniamo da si sfida. Quando due di sese paris con uno chi la gente l'apprezza, da chi è il bravo, e tu hai a volta per dare tutto. Cade non che a barare per fatto uso. Poi, no? noi siamo fai denne del suo canto il re specifico, però in sa gara chi terra, quando è appunto Bruno Mattessi, grande cantatore, che hanno finito la sua carriera, poi date e tutto, ogni cantatore si calleava presso un pubblico che lo seguiva. Non è che un altro cantatore ha fatto più festa, no. In Celta Bidda non ha fatto manco questa gara che faceva prima, che mancava questo cantatore che sa gente amaiata. Quindi mancando questo cantatore, Celta gente che si possaia da noi da Sattera, poi costare Sabonanime come Deddu quando è morto, quando si è ritirato Giuseppe Chelo, non ha seguito più questo cantatore, sono minata fino a questa festa, fino a poco. Bene, intendevo, bieso. Questa registrazione, questa intervista che ho fatto con Francesco De Moro. Ita si contano. Quando ho iniziato a cantare ero piccineddo un bel. Avevo 7-8 anni e i primi volti che ho cantato a chitarra diventano di mamma, forse ero pure più minoretto. In questo periodo si cantava in Dugnaroggu, i circoli di Razzida mia, di Bultodorra. Era un mondo bello che mi piaceva, per cosa senza saperlo si faceva cultura saglia e si arrigava lo canto a chitarra in Dugnaroggu. Ed io così ho iniziato i rovare di mamma e di babbo, senza avere nessuna pretesa, senza pensare di arrivare in dissogo oggi, solo baramori che avevo per il canto e così è stato e a 10 anni ho cominciato a lavorare. In questo mondo, in dire canto saglio era ancora un bel presente. E sono cantato a Dananzi, poi sono entrato in mini cantatore a 10 anni e facciamo un bel poco di serate in Dugnaroggu in Sardegna e così poi Rorrecchio e Chioria. Il pubblico del canto saglio in questo periodo era praticamente uguale al mondo dell'opera che oggi affronto ogni dì praticamente. Era un pubblico un bel competente, che rigoroso, che ti cucciava, esigente, ti cucciava con attenzione. Si bigliavano i raggadria, venivano da Ghizzo a Rabbiazza a cucciare. E vera la stessa tensione si assomiglia un po' alla tensione che provava il teatro, per cosa che ascoltava a canto saglio era appassionato e ripiazzia a macchini. Paghissu ogni serata era una grande impegno costante, insomma. Erano i ribiazzi che asittavano in particolare, tipo, cosa ne so, Uri, Oliena, Orosei, un po' di piazzi, il Rogudoro, Ploaghe, Agliara. Ecco, quando si andava in questi roghi era come entrare, cosa ne so, per esempio alla Scala o a Napoli, a San Carlo. Erano i roghi in la serata era sacra. Il pubblico era super competente.
Beh, oggi ho cominciato a cantare e ho già avuto la fortuna di cantare con Bruno Merella, il figliolo di Adolfo, il più manno suonatore ad arpeggio che avevamo avuto in storia. Adolfo era veramente un mostro sacro di rugante a chitarra. Io ho fatto sempre tesoro di cantatori passati. Prima di me dimmo 3 generazioni di cantatori. Chi era più vicino a me, chissà di Francisco Vacchi, di Franco De Nanni, di Chelo che ne ha abbracciato 2 di generazioni, se no 3 pure. Poi chissà prima ancora, chissà di Gavizza, di Cuveddu, di Mario Scano, tutti questi cantatori. Voglio nominare pure come si chiama? Mario Ferinaio, ovviamente. Mario Ferinaio che era un artista immenso, secondo me, come Tecchelo, Mattessi. E io ho giocato sempre in modo di elaborare le diverse tecniche di questi cantatori, che so, Cupeddu di Seneghe, ovviamente Cupeddu di Vulsi. E oggi ho fatto in modo di pigliare questi cantatori, di elaborare la tecnica, pensando come Eddie avevano potuto fare magari andando avanti. Quindi, per esempio, Cupeddu di Seneghe è lasciato un bel chizzo, purtroppo, una disgrazia troppo manna, e ha lasciato questo mondo. Però io oggi, cercando di fare bozzi suoi, ho cercato di pensare come poteva essere Cupeddu ancora vivo. E quindi ho elaborato questi canti e cercando non di far meglio, che far meglio di chi era impossibile, erano dei talenti enormi. Però con la voce mia, con il dono che io ho, cercando di fare di tutti questi cantatori magari una tecnica mia, ecco. E che io credo che alla fine sia abbassato alla gente che mi ha sempre ascoltato e poi adesso magari un po' di gente mi può bene, mi si che ribiazzi. Ancora. Beh, Franceschino De Muro, c'era ancora Icci, Francesco De Muro, sta donando la possibilità di pensare e di ragionare a pizze cose che hanno visto, no? Intanto a pizze cantatori, e sa tecnica tutto che usa io adesso, poi non impari questa voce smanna, adesso ad intendere di Picciochetto. La citazione che ha fatto, vista tutto, qui te, su canto, una cosa importantissima in donzi arte popolare, su canto particolarmente, è questo imprinting. Cioè, ite al vidu due, ite inteso due, quando sei stato colpito da questa fascinazione. Tu di questa impronta non ti a liberare mai, in su bene e in su male. Potete essere un valore aggiunto e potete essere un difetto puro in sa capacità di tua di evolvere. E con tutta questa cosa che io vivo in questo primo attopio, prima puntata in Re, mi pare che se io andavo innanzi rispetto a questo tempo che teniamo, e dunque se devo polli serrai questo attopio, torrende grazie intanto ai ospiti che hanno tornato in ogni puntata, se lo sapete, magari non con tutte le stresi, poi ci sono tutte le stresi, poi la prima puntata, però se lo sapete, 2 volte sa gira, dunque dei noi vinza a su meseida, tutto su meseida, e sa contai 12 puntate, dunque sa torno grazie a Salvatore Carboni, grazie all'attore, grazie a Nino Manca. Grazie del invito, è un piacere. Daniele Gialla, da tutto questo che hai fatto, non c'è tipo questa trasmissione impari a Marco Luzzo, Paolo Bravi, ci ho traballato Mera, come ci ha traballato Marco Manca, torro grazie a tuoi puro, poi si vengono voi e poi tutto questo che ha fatto in questa registrazione, sì. Ma ha fatto piacere a topiare Matteo Dore, dessa genia noa dei cantatori, si va impegnato mera, attento a studiare su canto, in ogni sia forma di canto. E un piacere in mano mi ha fatto a tornare a topiare a Bruno Malutrotto.
grazie ad essi vengono noi, grazie ad essi sono che ti ha portato lui, e Deo ti do grazie a due volte, poi te mo ti domando se si va a pregeri, poserai questo attopio, donai un'altra attopio con gli ascoltatori a sa puntata che ad Penni, uno canto, e ma voglio serrare con uno canto. Mancai, come si fa nella volta, se in festa, sa cantare un bello mutto, e dunque se si lascio a vosotros soprattutto sa trasmissione poserrai questo attopio e si torno grazie e grazie a vosotros por. Sarai mia duna tra il mittente tra i mitti dai e in sasere sarai ti tenzo fisso in mente ed ogni istante su di e non ti dimentico mai e mia duna tra il mittente e non ti dimentico mai ed ogni istante su di e ti tenzo fisso in mente tra i mitti dai ti tenzo fisso in mente non ti dimentico mai ed ogni istante su di amore incantata da me e te bella Luisa procomanda
d'amore incantata da mia ite bella Luisa. Le tre mazze d'oro ci pone a coipare rocca de pedraia. Tre mazze d'oro fruita lasciato stare battinde gusto coro cara columba mia. Ci pone a coipare battinde gusto coro cara columba mia. Te ha lasciato stare ne rocca de pedraia mattina gusto cora britta lasciato stare cara colomba mia. No